fratello Marco, ma ti dici una volta solo che mi piace che i castagni già te ne sono pure. Ma non toccano fare castagni, che sto provando un gioco nuovo. Veramente? Questo è un gioco importantissimo, qui appariranno animali, appariranno conigli, tortore, papere, maiali. Tutto cosa accade? Da qua, da qua. Veramente? Come è importante tenere un fratello Marco. Guarda, Ciribi, ciribà. Fegato fritta e baccalà. Una mano. Ma che aiuto? Asso satanasso. La carne pecora è tutto ossa. Vabbè, ho capito, che vuoi Oscar? Sì, mica mi ha salvato una volta. Un'altra volta. Mi devi salvare. Che c'è? Ho conosciuto una ragazza troppo bella, per questa volta una ragazza seria, mica che li femmina proprio in casa e chiese con me, come da parlarmi mamma seria. Ah, questo mi fa piacere. E dove l'hai conosciuta? Ah, ferrovia. Io una ragazza seria, lì 3 a notte che la povera vogliono il mio suo fritto, il mio salato, e sto solo in 3 a notte in mezzo a ferrovia. E poi socievole, mica brava, bella, simpatica, tutto in macchina che passavano, la salutava lì si faceva così. Ciao. Oscar, e devi uscire con questa ragazza? Senti che sono... Troppo serio, ho capito che è. quello è il problema. Mo la devo andare a prendere. Beh, che poi... Sto a pelle, tenga la macchina, come mamma fa? la mia non c'è, sto dal meccanico, che si è rotta, che poi da mia? Madonna, come va? C'è una motocicletta, vai. No, sta piovendo come la coppa marcia. Mamma mia, chiama il tassì, prendi l'ombrello e vai, basta mi fai provare. Un tassista in paese, non ci stanno i tassi che ci volessi un ombrello. E prendi l'ombrello. Non lo dai un ombrello. Oh mamma mia, neanche l'ombrello. Non dai un ombrello. Eccomi l'ombrello. Che piace. Perché non sei... Perché non sto... Tu non stai bene, a botti fumato, ti stai bene al cervello. Ma perché? Questo non è un ombrello, È questo... l'ombrello! Sì, capito, non ti preoccupare. Mo chiamo il veterinario e ti faccio visitare, va Ma bene? perché da veterinario ci vai tu, no io. Che sono animali? Hai ragione. Ti porto dal pediatra. Dal pediatra ci vai tu. Che hai il cervello di un bambino di 5 anni. Mica, ma tu non stai pure della pubblicità, ma tu non tieni 3. Ma adesso cosa mai ne preciso, comprendo? Oscar, che cosa ti serve? Comprendo. Vuoi l'ombrello? Eccolo qua!